I'm still rolling packs, still smoking back, that's a fact. Scrappy used to trap, I might just double back, make it stack. Shorty give me neck and I'ma break her back, never lack. Niggas hit the shots, we going tit for tat. Triple beams, dreaming, creeping with the demon. Shorty peeping, hit my D, and by tonight I promise she be dick eating. I was scheming, fuck her so good, now she a paraplegic, playing both sides, type of shit like that. Look at it. Yeah. Hola a tutti ragazzuoli, benvenuti in un nuovissimo video. Allora, direzione Montebello, Hotel Fraicanzana. Stiamo andando all'evento R32 Italia, evento creato una volta l'anno, organizzato da Damiano e Daniele. E si poteva entrare dalle 10, sono le 10 adesso, il tempo di arrivare. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, è statico, cioè solo se non si fa un giro praticamente, almeno oggi. E diciamo che da un lato mi dispiace perché lo preferivo più dinamico come evento, però non preoccupatevi che domani andremo in un evento molto dinamico. Niente, in questo hotel c'è piscina, quindi si potrà mettere in costume eccetera. Considerate che questa mattina c'erano 14 gradi e adesso ci sono 19, però oggi la giornata dovrebbe essere molto bella, anche se c'è qualche nuvola. E ieri ha diluviato, tutta giù una quantità di acqua industriale, vedete qualche nuvoletta ma niente di che. E niente, dai, ci dirigiamo lì, vediamo come sarà questa giornata. E sicuramente sarà bella e divertente, nel senso, anche se sarà statica, però dai, tiriamo le conclusioni a fine giornata. Ragazzuoli, eccoci qua, arrivati. Saluta Daniele. Vedete, questo è tutto l'hotel. Non me lo immaginavo così, veramente bello. C'è il palco che non so se servirà a qualcosa. Abbiamo parcheggiato la mia lì dietro, non so se la vedete lì. Adesso non so quante ne mancano, però adesso vediamo, vi faccio vedere qualcuno che entra nel frattempo. E vi giuro che sta veramente caldo adesso. Prima c'erano 14 gradi stamattina e avevo il giubbino, adesso ci sta veramente bene. Fidatevi che vederne così tante insieme, soprattutto di 4, è molto difficile. Ma ci sono 2 nere, un'altra azzurra, blu, però originale mi sa, è verniciata. Non è wrappata, però vabbè dai, ci accontentiamo. They don't really feel that they're in control of their own destiny. Esemplare con DSG, questa è rara. Primo DSG che è stato fatto Volkswagen, prima assoluto è stato montato su Golf 4, credo solo su R32, non sono sicurissimo, però vedete c'è anche il dettaglio della scritta. Guardate ragazzuoli, esemplare raro, Leon col volumetrico, tanto li si sgasa un po'. Come giusto vi dico solo che entrando, non ci ho fatto caso, c'era il figlio di Giuseppe, che è quello svizzero, dopo vi faccio vedere, e il cagnolino che l'ho fatti saltare in aria, soprattutto il cagnolino poverino, mi dispiace. La bambina si è messa a piangere, mi ha insultato quindi dopo ho detto basta. Allora, vi faccio vedere dietro le quinte delle riprese col drone. C'è Nicola che ha il Mini 4 Pro nuovo, che ha in aggiunta, a parte un po' di miglioria, anche i sensori laterali. Lì stanno, non so se vedete in lontananza, lì stanno mangiando tutti, ma io ho il mio paninetto a sacco. Sapete che sono un modello a risparmio. Adesso è l'ideale per fare un po' di foto e video perché non c'è nessuno, infatti ne sta approfittando. Ha fatto anche delle riprese che a me non mi sono venute in mente, nonostante il suo primo drone. Però vabbè dai, ci sta.
Ragazzuoli, sono le 2:15, è sotto il sole, c'è veramente un caldo. Adesso gli altri stanno finendo di mangiare. Voglio vedere se in piscina... No, c'è la canzone che dopo... Purtroppo qua metto le canzoni alte, ci sta, però io proprio di copyright. Comunque, stavo dicendo, bisogna vedere in piscina se qualcuno si tufferà e... Non so neanche se mi metto il costume, sinceramente. Perché non lo so. Comunque spero che nei primi video non l'avete visto di merda, perché avevo la lente sporca ancora dell'autolavaggio, non mi ero accorto, quindi spero che non ci siano macchie, se no vi subirete il video con le macchie. Mi dispiace. Ve l'ho detto prima, stavo addocchiando, guardando la differenza. Questo è il vero blu originale che usciva dalla casa Volkswagen sul Golf 4. Stavo confondendo con la mia. Allora, voi dal video non lo capirete assolutamente, però è veramente molto simile in certe condizioni, cioè quando la guardi in certe angolazioni con tipo di luce sembrano veramente uguali. Ad esempio io da qua la vedo uguale, identica, voi non credo però, e quindi sono veramente contento per il fatto che Stefan, quando me l'ha fatta, veramente ha scelto il colore perfetto, è stato strabravo. E l'impressione è che sia leggermente più scuro, o addirittura la mia sembra avere un po' più di gloss. Forse è il tipo di pellicola che, se non sbaglio, ha 2 strati trasparenti, però trasparente. Allora, se io adesso lasciando testare il Swill degli altri, che anche questa teoricamente, cioè, è messa anche bene. Ecco, faccio vedere il riflesso sotto il sole, ripeto, dal vino lo rende, però faccio vedere questa che è metallizzata blu originale. Ecco, qua rende meglio comunque, qua veramente tenuta bene. E questa è la mia. Allora, vedi l'opacità, cavolo si dice, si vede che è più opaca comunque, che non è vernice ovviamente, però la tonalità è più chiara se la guardi nel dettaglio, è molto più chiara, cioè molto, non è molto più chiara, è un po' più chiara, però bella la vernice con metallizzato. Il blu, a differenza, la vedi da vicino, è molto bella. Vi faccio vedere anche questa che è veramente da Wort. Guardate che spettacolo, aria, impianto frenante proprio mastodontico. Ci guardate, metto la mia mano vicino, è più grosso del mio, sarà un 8 pompanti da Brembo. Gio Z così, con sto colore, con questa colorazione, a parte guardate anche dietro, è abbinata al blu, è veramente bella. Questa qua è proprio da Wort che ormai ci sogniamo e non vedremo mai più come era una volta. Comunque veramente complimenti. Ma anche gli interni mi sa che l'ha rifatti, tenuta veramente bene. Voi non vedete niente sicuramente, però poi io l'ho già detto, ma per una questione puramente personale, io, a parte che se avrei soldi farei una pure consistenza, però personalmente mi piace tenerla con uno statico, l'altezza giusta che tu per strada ti puoi divertire e basta, perché secondo me è un andarla a rovinare, ma tra virgolette, cioè ovviamente l'estetica non la vai a rovinare, è molto bella. Ho notato che veramente anche la carrozzeria è perfetta, è veramente luce, non ha uno swill, veramente tenuta da Dio. Complimenti al proprietario, che non so chi sia, che non l'ho visto arrivare. Ho notato adesso che c'è anche i dettagli sul faro interno blu. Su qua veramente ci ha speso un macello per renderla così. Passo a ruota allargate che si vedono lontano 1 chilometro, come i miei. Adesso mi è venuto in mente che mi è successo una piccola cosa sul tettuccio, che c'è una guida, una specie di... adesso è difficile farvi spiegare, comunque se tipo mezza staccata faccio fatica a chiudere il parasole, diciamo. Adesso provo a vedere, vi faccio vedere cosa intendo. Ciao signori! Ciao! Lui è il ragazzo ufficiale del video, che fa il video ufficiale, l'ho conosciuto, c'è canale YouTube, è veramente una brava persona, simpaticissima, c'ha la passione come me e sta cercando di farlo diventare un lavoro, quindi gli auguro che riesca. Adesso vi faccio vedere. Il problema è questo, vedete? Questo qua è stato distaccato dalla sede, mi sa che adesso lo tiro via. Sì, lo tiro via, perché c'è i gancetti rotti, eccolo qua. Praticamente mi impediva a questo di scorrere bene. E se non sbaglio, non mi ricordo, c'era, vedete che tipo deformata, cioè non ha la sua forma giusta. Quando avevo smontato il tetto per rifarlo, mi sembra che non si incastra bene, dà problemi, quindi intanto la tiro via per evitare
non si chiude bene. Dopo questo qua devo cambiarlo, devo comprarlo nuovo, ed è anche un po' bucato, non so se lo vedete. Vabbè, però almeno adesso riesco a far scorrere il tettuccio meglio, cioè il parasole. Lascialo stare! Look, I'm still rolling packs, still smoking back, that's a fact. Scrappy used to trap, I might just double back, make it stack. Shorty give me neck and I'ma break her back, never lack. Niggas hit the shots, we going tit for tat. Triple beams, dreaming, creeping with the demon. Shorty beat me, hit my DM by tonight, I promise she be dick eating. I was scheming, fuck her so good, now she a paraplegic. Playing both sides, type of shit like that, look that as treason. Niggas up and tweeting, I'm just waiting for the day we meeting. Niggas pump faking, pussy boy, I really up and squeeze it. See you pussy bleeding, red dots, I'ma go and green 'em. I ain't heard him seen him, pussy bought a gun cause he keep bopping, we don't add up. Niggas gaining status off these hoes, game fucked up. You supposed to gain your status off the cold. Scrap 550, and I really came up on my own. Shorty wanna roll, stupid bitch, no I don't trust these hoes. Still rolling packs, still smoking back, that's a fact. Scrappy used to trap, I might just double back, make it stack. Shorty give me neck and I'ma break her back, never lack. Niggas hit the shots, we going tit for tat, tit for tat. Still rolling packs, still smoking back, that's a fact. Scrappy used to trap, I might just double back, make it stack. Shorty give me neck and I'ma break her back, never lack. Niggas hit the shots, we going tit for tat, tit for tat. This or that, fuck the hood, dog, I'm tryna run the map. I put this game on my back, way back when Slice had the lag. Young nigga rapping loud. Bene ragazzoli, sono quasi arrivato in garage, ho salutato tutti, ho ringraziato tutti. Come vi ho detto all'inizio, però adesso lo confermo, è stato molto bello anche oggi perché hai comunque modo di parlare e conoscere tutti, chiacchierare. La piscina io non ho, come vi avete visto, non mi sono messo costume perché c'è molto caldo, mi segnano sono 27 gradi e mezzo, però non sono stato, non me la sentivo di farmi il bagno, il costume si ci poteva mettere ma ho lasciato stare. Beh niente, comunque io preferisco l'evento come l'anno scorso, un po' più dinamico, con il giro, perché è molto più divertente, si fanno 2 marce, però va bene così dai, si può anche variare e provare altri metodi, ecco. Niente, allora spero che vi sia piaciuto anche a voi come giornatina, vi ho fatto sentire un po' di 6 cilindri, un po' tanti, e niente, si becca al prossimo video. Mettete un link che è gratis sia per supportarmi che per sopportarmi, mi raccomando, ricordatelo, e al prossimo video, ciao! Man, that's all fact. Shit, I know too loud. Back when he was 2 straps. Hold a bitch, I don't never mix. I'm really on some shit. Niggas keep